Idea numero 23807, oggetto asciugamani ad aria, esposizione, buongiorno, apparecchi elettrici di nuova generazione per asciugarsi le mani. Tanto è bastato a un dipendente del Comune di Venezia per vedersi assegnare un premio di 740 euro sulla base del punteggio assegnato alla sua proposta dalla commissione di valutazione. Questa è solo una delle 508 idee vincenti che 697 dipendenti hanno presentato all'amministrazione Brugnaro e per le quali sono stati distribuiti 426.000 euro senza che vi sia stata una verifica delle performance e in assoluta mancanza di rispondenza con la legge e con il contratto nazionale. E così, dopo i 1136 ricorsi contro il sistema di valutazione del Comune di Venezia, la CGIL ha depositato un esposto alla Corte dei Conti. Speriamo che la Corte indaghi in fretta, faccia il suo lavoro e riesca a dimostrare quello che noi abbiamo denunciato, cioè che c'è un danno erariale, una distribuzione di risorse pubbliche senza nessuna valutazione meritocratica e senza nessuna trasparenza. Il dossier presentato alla stampa oggi è solo una parte della corposa documentazione allegata all'esposto che evidenzia una serie di paradossi. Qui si umiliano i lavoratori e si umilia la macchina comunale, si danno più di 500 euro a chi propone un interruttore crepuscolare, se ne danno più di 700 a chi propone di distribuire stivali, se ne danno più di 700 e si arriva quasi a 2000 euro a chi propone di utilizzare droni per la polizia locale o istituire palestre o mense. Questo non è un modo per chi lavora, ma un modo di accontentare alcuni. Un sistema che la CGIL respinge al mittente, che sarà motivo di scontro al tavolo della trattativa convocato per mercoledì prossimo. Sarà un momento difficile se si pensa di utilizzare le risorse pubbliche in questo modo, se si vuole rilanciare la macchina comunale, discutere di un decentrato che innova, migliora i servizi ai cittadini e investe sulla qualità dei diritti di cittadinanza.